Va ora in onda la rassegna stampa. 7:31 del 17 aprile 2025, giovedì santo. Buongiorno, buona Pasqua, buon Semmivarina a tutti voi, buona rassegna stampa, buon Simone, pronto a partire per il meridione. Già, ognuno torna al suo paesello in questi giorni. Che bello però, belle mangiate, rivedere parenti, amici, niente male. E noi siamo qua a tenervi compagnia, a fare controinformazione, perché sono proprio i giorni di vacanza, i peggiori già, quando finisce la scuola, giustamente con i figli a casa che fate? Cominciate a pensare ad altro, fate quello che durante la settimana non fate e quindi vi perdete le notizie più importanti, e c'è anche un magna di notizie che accadono perché voi non ci fate caso. Che strana teoria questa di Sammy Varin. No, ma è così davvero. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, rassegna stampa, o comunque quello che rimane di una rassegna stampa dopo averla straziata in questi mesi con Giulio Cainarca assente perché si è spostato alle 10, ma adesso in ferie, ma tranquilli, tra una settimana esatta Sammy Varin sparirà perché giustamente il nostro presidente ha fatto l'intervento programmato, anche io ho un intervento programmato che e quindi non ci sono più, per un po' sarò assente. Chi farà la rassegna stampa? Sto guardando te, Simone, cosa c'hai da fare la mattina alle 7? Niente. Mi sembra anche un gran parlatore. Dovresti fare radio, secondo me. Sì. Gliela facciamo fare a lui. Dai. Simone in rassegna stampa. Ok. Gorgheggiare in diretta non sarebbe male. Rassegna stampa canterina, guarda. No, scherzi a parte, sarà il nostro Antonino Danna a tenervi compagnia da giovedì prossimo. Tranquilli, sicuramente sarà meglio della mia. E non cominciate a strapparvi i capelli, diventate come Sammy Varin. Basta. L'ho detto, punto e basta. ANSA. Vediamo cosa è successo nella notte. Non è successo niente, chiaramente qualunque cosa succeda è ciò che deve accadere, la roba importante. Meloni a Washington, attesa per l'incontro con Donald Trump. Come vedete, titolo asciutto, ma dice tutto. Si terrà alle 18 di oggi alla Casa Bianca. Chiaramente, da poco vi leggo i titoli dei quotidiani, è tutto un florilegio di Meloni di qua e von der Leyen, e Trump e Europa, e qualcuno giustamente si azzarda anche a darle dei consigli, no? Meloni a Washington, mediazione per il vertice Trump-von der Leyen, Cioè praticamente pare che, vi ricordate, non è la Rai Ambra che c'aveva le cuffiette, no? Che io poi non le ho mai viste ste cuffiette, c'erano davvero gli auricolari, ma a quei tempi non c'erano gli auricolari Bluetooth. Era radio FM probabilmente. Fatto sta, ecco, la sensazione è che avrà gli auricolari anche la Meloni e ci sarà la von der Leyen che gli darà le istruzioni. No, non ci credo neanche, guarda, però è chiaro che poi ognuno fa la battutina che vuole. Dazi, la scommessa di Meloni oggi negli USA, far parlare Trump con Ursula von der Leyen, hai capito? Questa è la scommessa della Meloni, riuscire a far parlare Trump con Ursula. Sinceramente noi tifiamo Meloni, pensiamo che lei sia un pontiere incredibile, soprattutto perché Trump ha detto più volte che ha questo debole per la Meloni, una gran donna, e quindi siamo sicuri che si sfrutterà questa cosettina, anche perché Trump sembra effettivamente positivo verso l'Italia, un po' meno verso l'Europa, forse per quello che dicono non tiriamo in ballo troppo la von der Leyen. Bah, vediamo. Intanto no, prima di tuffarmi sui giornaloni vi faccio un giro potente di titoli. Allora, il Corriere
nella versione cartacea ha invece questo titolo: Trump scontro con i giudici, perché giustamente in America qualcuno comincia anche a farsi sentire. Repubblica titola PIL mondiale a rischio, una sfiga di quelle paurose, ma c'ha anche l'argomento sanità. Sulle liste di attesa scontro governo regioni, e lo vedremo tra poco. Cos'è sta storia? Il governo vuole prendere in mano la sanità delle regioni perché non sono capaci le regioni. Oh, e la nostra autonomia? Non facciamo cacchiate. La stampa, il piano Meloni-von der Leyen, ma la stampa divertente parla anche del nostro senatore Dreosto, Marco Dreosto, senatore della Lega, ma anche segretario della Lega Salvini Friuli Venezia Giulia, con Monfalcone. Già, a Monfalcone ha vinto la Lega, ha vinto il centrodestra, c'era il partito islamico che non è arrivato neanche al 3%, e Mattia Feltri se la prende con Dreosto, comunque commenta ciò che Dreosto ha detto, perché lui aveva detto che l'altro aveva insomma, tra poco vi leggo, tranquilli, e vi lo dico a bassa voce, alle 8:45 chiamiamo Dreosto. Il resto del Carlino: Trump, isolate la Cina, ma la California lo denuncia. Oh, attenzione, non è l'unico titolo, qui dovremmo scegliere tra poco. Un tempo dovevamo scegliere tra la pace e il condizionatore, adesso dovremmo scegliere Cina o Stati Uniti? Tu cosa sceglieresti, Simone? Un bel problema, Stati Uniti? Basta allora, il negozietto, sì, il supermercato, il centro commerciale gigantesco Aumai che è vicino a casa, lo chiudiamo e vendiamo solo roba statunitense che comprerà dalla Cina probabilmente. No, cambierà completamente il panorama dei prodotti, soprattutto aumenteranno, perché adesso la Cina alla fine gli fa anche buoni prodotti e costano meno. Come facciamo? Cioè, voi come fareste la vostra vita senza Aumai? Che cosa sarebbe? Ditemelo, non ve l'ho detto, ma potete già scrivermi a quest'ora: 340 6709 659, il nostro numero di WhatsApp. Oh, chiunque siate, dovunque siate, comunisti, fascisti, ben pensanti di chiamatemi, scrivetemi 340 6709 659, voglio il vostro parere, perché è un momento importante. Cioè, se dobbiamo chiudere i negozi Aumai, cioè molta gente non saprà più dove andare a fare la spesa, dove compro lo scotch, che quello cinese costa pochissimo, e se non è cinese costa tantissimo. Com'è possibile questa cosa? Il Fatto Quotidiano, attenti al titolo, ve lo inquadro anche da vicino, guardatelo. Meloni da Trump teme il trattamento Zelensky. Dan, da, da, dan. Già, Studio Vale, il format coi giornalisti e i rischi del Donald Show. Cioè, ma finirà come con Zelensky, dici? Nel senso che alla fine saranno nello Studio Vale, uno seduto di fianco all'altro, poi arriva quell'altera ancora che fa i dumandit. Oh, no, non toccate la Meloni, non facciamo scherzi, non facciamo body, quella cosa lì. No, no, si scherza naturalmente, però chiaro che quelli del Fatto Quotidiano, che cosa vuoi, che non dicano una roba del genere? Per culare la Meloni il giorno che deve parlare con Trump. Oggi alla Casa Bianca per il bilaterale sui dazi, il capo dei sindacati USA: proteggono noi operai. Fatto sta, Meloni da Trump teme il trattamento Zelensky, titola il Fatto Quotidiano. Meloni da Trump, l'attesa UE, è invece il titolo del Messaggero. La Verità invece titola su tutt'altra cosa, argomento assolutamente suo e anche nostro, perché lo diciamo da sempre, però non si poteva dire perché altrimenti ti devi mettere in ginocchio. Una donna è una donna. Per dirlo c'era bisogno dei giudici inglesi? Oh signor, questa sentenza veramente che ci ha lasciato tutti sbalorditi, nel senso che è una cosa che tutti abbiamo pensato, ma non avevamo il coraggio di dirlo. Chiaramente Vladimir Lussuria adesso non sappiamo se dirgli caro Vladimir o cara Vladimir, anche perché quella poi si offende, si incazza. Wow, cosa dici? Mi devi dire cara? La salutiamo.
caramente, è passata anche dalle mie grinfie un po' di anni fa. Passata, sì. Il Giornale, Dazi, il D-Day della Meloni. Libero, migranti, euroschiaffo alla sinistra. Anche questo argomentone, ragazzi. L'Europa ha detto sì a ciò che facciamo, ma soprattutto sì alla lista dei paesi sicuri. E c'è anche l'Egitto. L'Egitto è un paese sicuro. Quanti violentatori egiziani abbiamo da rimpatriare, mamma che fatica. E passeranno tutti quanti da Schengen, cioè si incazzeranno perché gli abbiamo messo le manette, le fascette ai polsi, e distruggeranno un'ala di Schengen. Certo, ormai penso che iniziamo a prendere i pezzi di ricambio, li accatastiamoli di fianco. Il Tempo, altro titolone importante, perché il Tempo sta sbirciando quello che succede in una bella cittadina, simbolo anche di una certa Italia, anzi di due. Da una parte ci sono i bronzi, e infatti il titolo del Tempo è Faccia di bronzo, dall'altra parte c'è il sistema. Sapete di quale paesino sto parlando? Di Riace, in Calabria. Lucano si autonomina dirigente in comune. State con me perché tra poco ve ne parlo, ragazzi miei. C'è roba veramente faccia tosta. A me continua a fare pena, tu dici Sammy sei l'unico che dice sta stronzata. Ma no, mi fa sempre lui e Sumaoro. Non so, questa anche un po' quelli dei Verdi, sì, però li hanno votati a un certo punto. Ve ne parlo. Il Sole 24 Ore, IRPEF, il 64% pagato dal ceto medio. Siamo noi, solo noi. Domani Meloni, Trump, il giorno del giudizio. La via stretta della Premier sui dazi. Tanto lei è magrolina e ci passa. Carbone per sempre, il governo è no green. Altro titolo del Domani. Perché ieri abbiamo detto su Radio Libertà che non bisogna chiudere le 4 centrali a carbone che ci sono ancora aperte in Italia. Azzolina che rompi balle, ma però accendiamo il nucleare, dai. Il manifesto, datemi il manifesto. Era meglio che non me lo davate. Commistione europea. Devo aprirmelo perché non capisco. L'Europa allarga la guerra ai migranti. Anche Bangladesh, Egitto e Tunisia devono essere considerati paesi sicuri, e i respingimenti alla frontiera vanno anticipati. Von der Leyen fa felice Meloni. La Commissione UE, sempre più sovranista, e il diritto di asilo svanisce. Commistione europea. Tra poco diranno anche che sono tutti fascisti in Europa. Va bene, una volta tanto che ci hanno dato ragione. Che cavolo. Mai una felicità dal manifesto, mai. E allora, tanto per proseguire la vostra allegria mattutina, vi porto su l'Unità. Niente manette, meno carcere e amnistia. Finalmente lo chiedono le toghe rosse. E qui questi vivono naturalmente su un altro mondo. Intervista al leader di area DG Giovanni Zaccaro. Niente manette, meno carcere, amnistia, finalmente lo chiedono le toghe rosse. Se siete curiosi, chiaramente dovete comprarvi l'Unità, che mette però di spalla la frasettina: l'Italia non è un paese sicuro. Lì a Quartapelle parla anche di Sumi. Già, questa strage che c'è stata. Assumi la violenza della paura. Dietro la strage, scrive lì a Quartapelle, e io vi leggo qualche riga solo per capire dove ci vogliono portare, perché è saltata fuori, mi pare, un'altra verità in questi giorni. E insomma, c'era o non c'era questa premiazione di soldati proprio a Sumi? E a quanto pare la Russia ha sparato, ma certo, la Russia ha sparato e ha distrutto e ha ucciso parecchia gente, però
quello che ha organizzato la premiazione dei soldati a pochi chilometri dal confine russo. C'è un filo che unisce i missili russi lanciati su Sumi e gli insulti del Cremlino contro l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Callas. La paura, sono sull'unità, capitelo, la paura di perdere definitivamente il controllo, l'influenza alla faccia. Benvenuti nella Russia 2025, dove l'unico modo per esistere è debolezza mascherata da arroganza, nonostante la trattativa con Trump. Sumi non è un obiettivo militare strategico, è una città di confine, simbolo della resistenza ucraina, colpita non per motivi tattici, ma per frustrazione. Bombardare Sumi, uccidere 34 civili non è strategia militare, è puro sfogo. E la rabbia cieca di un regime che non riesce più a controllare la narrazione né il terreno. Un attacco su Sumi oggi vale quanto un pugno dato al muro da chi ha già perso la discussione. Fa rumore, fa danni, ma dal punto di vista strategico non cambia nulla, tranne una cosa: mostra al mondo, in particolare a Trump, quanto poco Mosca voglia un accordo per la fine della guerra, a cui si è aggiunta anche la vergogna della menzogna. Dal Cremlino raccontano di aver colpito dei militari. E allora proseguiamo con questa storia. C'erano sti militari o non c'erano? Era stato organizzata questa premiazione di militari oppure no? Naturalmente, signori, voi avete una vostra testa. Scrivetemi che cacchio state facendo. 340 67 09 659. Non approfittate di questo momento. C'è una radio che vi chiede il vostro apporto, la vostra voce, il vostro pensiero, e voi state lì a cischiare. Riformista, il giorno della verità. Meloni vola a Washington. Riuscirà a convincere Trump? Oggi scopriremo se Georgia è davvero il ponte tra UE e USA. Bello, come titolo, non è male. Il Mattino, Meloni da Trump, attesa europea, il Gazzettino, meno dazi a chi isola la Cina. E questa è una cosettina che ci colpisce, insomma, Che dobbiamo fare? Che decidiamo, Stati Uniti o Cina? Il secolo XIX, Meloni, missione Trump, von der Leyen avverte, il mondo è cambiato. Wow, e lo dice von der Leyen. Avvenire, carino, il titolo di Avvenire. Anche qui chiaramente c'è una rilevanza di sfiga porta molto alta, e allora eccolo qua, ve lo faccio vedere in stereofonia, la visione stereofonica col Dolby, in Dolby Stereo, già Dolby B o Dolby C. Proprio sicuri, scrive Avvenire. E che vuole questo? Cosa vuol dire proprio sicuri? Non c'è sicurezza, solo la morte è la nostra sicurezza, ma per il resto proprio sicuri di cosa? L'Unione Europea dà il via libera all'Italia a prescindere dai regimi al potere. Nel CPR in Albania prime proteste. Proprio sicuri che la Commissione Europea vara la prima lista di paesi terzi in cui sarà possibile reimpatriare i migranti irregolari. Sono Bangladesh, India, Egitto, Tunisia, Marocco, Colombia e Kosovo. Eccolo il perché, proprio sicuri. Cioè, siete proprio sicuri che siano sicuri questi paesi che dite che sono sicuri? Santa polenta, avvenire, sempre più piddino. Ma ti vogliamo bene lo stesso, li facciamo entrare tutti, belli e brutti, nella nostra rassegna stampa, anche gli irregolari. entrano ed escono qui. Cosa faccio? Non lo so. Mando qualche messaggio, ma è più presto, sono le 7:50, dai. Va bene, inizio. Cioè, voi non capite la fatica che io cerco veramente, ragazzi, di non farvi annoiare, perché se facessi una rassegna stampa normale avreste un sonno la mattina. Cioè, ma diventerei peggio di Federica Sciarelli su Rai 1 alle 6 del mattino. Ma veramente, ti lo giuro, dovete ringraziare Cainarca che ha mollato la rassegna stampa. No, quello mai, a Sammy Varina.
non se ne parla. Lui era qualità, la mia è uno spettacolo, è cercare di tenervi allegri nonostante la sfiga. Stiamo nuotando nella M da mesi e io vi dico ogni tanto dai che ce la facciamo, capito? E questo è l'ottimismo variniano. E allora, no, dal Corriere no, non voglio neanche, no. E iniziamo dalla Verità, che mi pare che sia molto nelle nostre corde quest'oggi. La Verità, la prima pagina, come vi dicevo, parla della vittoria del buonsenso e del vero femminismo, sì, ma in Inghilterra, che ormai non fa parte più neanche dell'Unione Europea, che uno dice cacchio, ma non si poteva averla prima sta vittoria. Una donna è una donna, attenzione, siamo in diretta anche sui social, porco, dimenticavo sta roba, siamo su Facebook, su YouTube, sulla pagina di Lega Salvini Premier. Cari leghisti celoduristi, non so se ci sentirete ancora nei prossimi minuti, dico la frase, la ripeto: una donna è una donna. Sai che censurano su Facebook? Per dirlo c'era bisogno dei giudici inglesi. Titola così oggi il quotidiano La Verità. Accolto il ricorso contro una folle norma scozzese, e mica solo scozzese, la Corte Suprema britannica ha stabilito che il sesso biologico è deciso alla nascita. I trans non hanno diritto a essere considerati legalmente individui femminili. Ma qui non c'è omofobia, semplicemente secondo i giudici inglesi non devono avere le stesse accuratezze che si hanno verso le donne. Magari se ne hanno altre, perché no? Gli faremo i gabinetti solo per loro? Assolutamente sì, ma ci mancherebbe. O non facciamo il cesso per il trans? Ma io lo voglio. Poi stai lì a vedere quelli che entrano. Cosa fai? Entri nel cesso dei trans? Normalmente uno dice sempre no, ho sbagliato. Cioè, uno è curioso, vuole vedere. lo so che Simone, ma andrebbe lì a sbirciare un attimo, vediamo chi entra qui. Mi fa ridere se io sbaglio vado dentro, cioè tu giustamente pensi non me l'aveva mai detto Sammy Varin, però può capitare, ma è anche un dolore psicologico se non fisico passare da un momento maschile a uno femminile, soprattutto nella stessa giornata, hai capito? E poi certo uno guarda anche come si fa la pipì, sicuramente anche questa cosa. Vabbè, la fate sempre in piedi? Cioè, molto spesso io mi metto comodo, ma perché tutta sta fretta poi, no? Gli uomini duri la fanno solo in piedi. WhatsApp 340670969. Come fate voi la pipì? Non parlo mica solo con gli uomini, anche con le donne, perché effettivamente adesso guarda, sto cambiando argomento. No, sono sempre sulla prima pagina del quotidiano La Verità, tanto ci hanno censurato su Facebook e quindi possiamo andare avanti a sparar cazzate. No, scherzo, ma in centro sulla Verità c'è un'altra cosa che mai mi sarei aspettato da Fazio: prodotti tarocchi. Multa e sequestro, il cioccolataio Fazio fa una figuraccia. L'ha detto La Verità, è che questo è uno che querela, ragazzi, c'hanno soldi per pagare tutte le cause possibili e pare che abbia fatto una figuraccia perché nel suo cioccolato super lussuoso, sapete che ha comprato un'azienda di cioccolato che stava fallendo, quindi ha fatto una cosa bellissima, tradizioni italiane eccetera, ma c'era una lista di prodotti e quella lista, sì, c'erano quei prodotti ma non erano proprio DOP che arrivano da quella zona fantastica eccetera. Risultato: multone da 100.000 euro e un fracco di cioccolato, di prodotti cioccolatiferi che sono stati distrutti. Ma siete pazzi? Cioè, ma almeno mandateli ai poveri. Ma c'è scritto che hanno dovuto distruggere ma io no veramente che io capisco la droga, ok, ma non era il cioccolato che faceva male, semplicemente entro dentro, perché questi sono argomenti importanti. Pagina 15,
Multa e sequestro per la cioccolata di Fazio. Nel 2024 un controllo dei carabinieri del Comando Tutela Agroalimentare all'interno della fabbrica dolciaria del presentatore ha svelato l'uso di materie diverse rispetto a quelle dichiarate o non conformi ai disciplinari. Le 13 sanzioni sfiorano i 100.000 euro. Capito? Così sono state sequestrate circa 1200 confezioni di cioccolato e praline, gnam, per un totale di quasi 1,4 quintali di dolcezza, un valore commerciale di circa 18.600 euro, ritirate anche 5.400 etichette di uova pasquali, tavolette, tartufotti e ma soprattutto hanno distrutto il 6 giugno l'anno scorso, sono stati distrutti tutti i prodotti sequestrati. Un minuto di silenzio per chi ama il cioccolato, le praline, tutte cioè non erano robe andata male o con semplicemente non rispecchiavano quello che c'era scritto, cioè non era il pistacchio di Bronte, non c'era magari la salvia del parco del Beigua, ma era salvia che arrivava da Casalpusterlengo. Oh signore! No, sono d'accordo, bisogna giustamente, se uno fa il figo, mette dentro, cos'è che dice ancora? Sale marino di Trapani, IGP, olio extravergine d'oliva Taggiasca di Imperia, pesca di Volpedo, mandarino tardivo, sei un po' tardivo, quest'oggi, di Ciaculli, in provincia di Palermo. Chiaro che se poi il mandarino tardivo non arriva da Ciaculli, uno si incazza, non è di Ciaculli questo, te ne accorgi, te ne accorgi su. No, no, hanno fatto benissimo. Se questa, ti dico un po' meno sulla distruzione. Io un bel gesto sarebbe stato, lo regaliamo ai poveri, a chi magari non ha i soldi per fare un regalo al proprio figlio, a propria figlia. Mi sembra una bastardata, posso essere volgare. Comunque, continuate a comprare il cioccolato di Fazio, chiaramente. Uovo, lampone ibisco, lavorati e Gucci Osteria, 80 euro. L'uovo futurista 2025, terza edizione, lo potete notare in questo momento sul canale 252 del vostro televisore, 340 euro. Uovo di cioccolato fondente 70% limone e rosmarino, e non dicono più da dove arriva, da 58 a 98 euro. Oh, ben venga Fazio che fa lavorare la gente. Poi il fatto che non si rispetti ciò che c'è scritto è in etichetta, le inalterrope, sono d'accordo, va multato. Ma perché distruggere le cose poi se erano buone ugualmente? Mm, Va bene la droga, ma quando c'è roba alimentare che è ancora buona, eh? Pagina 2 della Verità, sì, adesso c'è la pausa, però non posso non leggervi la notizia principale. La Corte Suprema del Regno Unito ribadisce che una donna è una donna. I giudici britannici negano ai transgender l'accesso ai diritti riservati al mondo femminile, conta solo il sesso biologico alla nascita. Una sentenza epocale che spazza via anni di condizionamento LGBT. Quello che io vi chiedo ora è: cosa succederà in Italia e nel resto del mondo? Andremo avanti a pensarla così. Chiaramente c'è Maurizio Belpietro che nel suo simpaticissimo editoriale ricorda il colloquio che ha avuto con sì, proprio con lui, quello che vediamo molto spesso in televisione, che è una donna adesso o che è un uomo o che Sammy manda la pausa. Ok, mandiamo la pausa, ne parliamo tra pochissimo. Arriva un bravissimo pianista molto meditativo che si chiama Christian Delord.
Musica per sognare, per pensare con Christian Delord, così si chiama questo artista che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, grazie alla pianista Fiamma Velo che lo ha chiamato o si sono incontrati, insomma, per comporre un ultimo pezzo uscito da pochissimo di Fiamma Velo. Questo invece è di Christian Delord. L'amour et milonga, creativo, pianista, scrittore di sogni. Christian Delord scrive e suona per creare connessioni attraverso il mondo delle emozioni e qualcosa che va al di là del percepito. In questo pezzo canta una cosa che mai penseremmo, ma che ci siamo accorti molte volte esiste. L'amore più autentico, un amore rivolto non necessariamente verso un essere umano. Ma ascoltiamo Christian che ci saluta. Ciao a tutti, sono Christian Delord e volevo ringraziarvi per aver scelto di trasmettere L'amore et milonga, un brano a cui io sono molto legato perché è un brano che mi è arrivato durante un evento meraviglioso in cui ho incontrato questo cavallo che si chiama appunto Milonga. Mi trovavo in un bosco a settembre 2024 e durante una connessione, un animal communication, incrociando i suoi occhi, mi ha mandato la melodia che sentite all'inizio e mi ha lasciato anche un messaggio da condividere insieme a questa melodia, ossia che l'amore universale che ci viene inviato dal regno animale è una delle cose più importanti che sta a noi condividere nella nostra quotidianità per far sì che in ogni azione che noi portiamo avanti questa sia sempre guidata dall'amore, che è un potere immenso che abbiamo dentro di noi, e far sì che possa essere quello che ci guida direttamente in ogni cosa e far sì anche che possa essere d'esempio anche per le altre persone, affinché questo mondo, grazie alle azioni di ognuno di noi amplificate, possa essere immerso in questa energia che è quella che gli animali sono venuti qui a donarci. Quindi io vi ringrazio ancora e buon ascolto dell'amore et milonga. A presto. Christian, ci hai lasciato esterrefatti con 3 R. Christian Delord, l'amour et milonga. Milonga è il nome del cavallo che ha incontrato Christian. Si sono guardati negli occhi e c'è stata una trasmissione. Guarda che sembra una cazzata, sei il Simone che sta ridendo, no? Ma no, sì, è vero, ti ho visto che ridevi. E invece no. E invece no, fa pensare questa cosa e capiamo perché molte volte vogliamo più bene a un animale, a un cane, a un gatto, piuttosto che a molti uomini. Meditate, gente, meditate, buongiorno. Io ringrazio artisti indipendenti come Christian Delord che mi scrivono sammy.varin@radiolibertà.net. Meritate sempre un passaggio, molti di più anzi, qui su Radio Libertà. Facciamo un giro di WhatsApp, dai, chi mi sta scrivendo al 34067096659? Ora leggo i vostri messaggi, vediamo un po'. Per Simone, grazie Simone. Oh, te lo sei scritto da solo. Simone in tolla di comando. Passo San Simone, ci ha spedito la foto, guarda, se vuoi vederla, non ce la inquadra neanche. Simone, un po' di gentilezza verso l'ascoltatore. È il Passo San Simone a Foppolo, Alta Val Brembana. Sa neanche dov'è. Passo San Simone, 28 ottobre, San Simone. Era di mio nonno. Mia nonna vedova ha venduto i terreni nello sci del 1939. I soldi li ha perduti in banca come nella seconda mondiale. Ha salvato solo i soldi. Ma che cazzo ce ne fa? Stefano, scherziamo. Grazie Simone, ringrazia per averlo ricordato. Per quanto riguarda le donne, ieri è stata davvero la festa delle donne, ci dice Mary. E non lo so, però sicuramente è un colpo di reni che ci piace da parte delle femministe. Chissà cosa ne pensano quelle italiane, se mai ancora esistono. Tra Cina e USA vince il risparmio. Tanto sono competitors dell'Italia entrambi per aspetti e ragioni diverse. A loro vantaggio gli USA ti possono tranciare un cavo di funivia con l'ala di un jet militare e provocare impunemente 20 morti. Chi ha orecchie per intendere. Saluti da Gianluca. No! Oh, adesso sono quelli che vogliono questo o quell'altro a fare rassegna stampa. Allora non volete questo, non volete quell'altro. Chi mi metto a fare rassegna stampa tra una settimana? Io tra una settimana non ci sono per un po', e
sì, mi ricoverano. Tu dici, era ora, Semivarini. Speriamo che il Nerone americano le faccia il trattamento Zelensky alla coatta. Almeno ci divertiamo un po'. Ha voluto lei, Anna, alla Casa Bianca. Dio mio, ma cosa siete tutti lettori del Fatto Quotidiano? Oh mamma mia, dove mi sono cacciato? Io pensavo di essere su Radio Libertà, ex Radio Padania Libera. Sì, vabbè, insomma, non è Salvini. Chiaro che se avessimo mandato Salvini a trattare, insomma, ce lo avremmo molto duro politicamente questa mattina. Però è duretto, è durino, è durello. Mai messo piede in un market a Umai. Per me è indifferente, scrive Marco. Marco non è mai entrato in un market a Umai. Ma non ci credo. Che emozione! Dovresti provarla. Sembra di entrare davvero in Cina, anche perché poi adesso qualche parola di italiano l'hanno imparata, ma fino a qualche anno fa veramente entravi in un mondo diverso dove nessuno ti capisce e se vuoi una cosa te la devi cercare, prima o poi la trovi, ma se chiedevi a qualcuno assolutamente impossibile comunicare. Il partito islamico doveva candidare Mimmo Lucano a Monfalcone, così superavano il 3%. Marco, interessante questa. Andava a Sumi a fare il bucato, il povero ucro-nazista bombardato. Cattivissima, veramente. Bravo Sammy, capisco lo sforzo della tua impresa di tenere alto il morale nostro leggendo i pochi giornali. Magari leggi i più di zona che offrono realtà più concrete. Bravo Maurizio, hai ragione. Questa è una mia grave pecca e non riesco a star dietro anche ai giornali locali. Ogni tanto ci passo, ma effettivamente non riesco. Dovrei proseguire la rassegna. Lo dico a bassa voce perché mi sente il direttore, anche dopo, in tarda mattinata. Allora ce la farei, ma è impossibile, purtroppo non ce la facciamo. Dai, riandiamo sul quotidiano La Verità, per favore, per piacere. Vi dicevo, la Corte Suprema del Regno Unito ha ribadito che una donna è una donna, merito della Rowling, quella del maghetto, ora ragazze protette. La decisione ottiene il plauso della creatrice di Harry Potter, da anni impegnata nella lotta contro il gender, Vannacci, stabilito ciò che doveva già essere ovvio. Così Roberto Vannacci della Lega. Lo scrive, tra le primissime reazioni in Italia quella di Roberto Vannacci. È stato ristabilito ciò che dovrebbe essere ovvio per chiunque non sia stato accecato dall'ideologia. La definizione legale di donna si basa sul sesso biologico, non su un certificato modificato, non su un'identità dichiarata, ma sulla realtà dei corpi. Nelle Equality Act del 2010 i termini uomo e donna si riferiscono chiaramente al sesso biologico, non al sesso certificato. È una sentenza storica che segna un confine netto tra realtà e ideologia, un confine che in Europa si cerca invece di cancellare in nome di un'inclusività che ha come unico effetto quello di negare le donne, riducendole a un'identità percepita, a una fantasia. L'Unione Europea non vuole che si dica la verità, che le donne sono femmine e gli uomini sono maschi, che la biologia non è un'opinione e non si può riscrivere a colpi di attivismo. Che ne pensate voi? 340 6709 659. Cosa dice invece la Laura Ravetto, che ha trasmissione qui su Radio Libertà ogni lunedì pomeriggio alle 3? La sentenza inglese si fonda su un principio biologico oggettivo e scientificamente fondato. Il sesso biologico è determinato alla nascita ed è iscritto nel patrimonio genetico di ogni individuo. Il riconoscimento giuridico di questa realtà non è una negazione della dignità delle persone transgender, ma un'affermazione del fatto che il diritto non può prescindere dalla realtà biologica. Insomma... Che ne pensate? Che ne pensate? Che ne pensate? Cosa dirà la sinistra e con loro le finte femministe? Adesso è proprio Laura Ravetto che parla. Adesso che sono i giudici a dire che una donna deve nascere donna. Se lo dice Trump non va bene, se lo stabiliscono i tribunali, Signori, con tutto il rispetto chiaramente per chi è dovuto passare da questo cambiamento, prima di tutto anche psicologico,
chiaramente. Vladimir Luxuria in primis, che è quella citata proprio da Maurizio Belpietro in apertura del suo editoriale. Lunedì scorso sono stato ospite del programma che Vladimir Luxuria e Francesco Storace conducono su Rai Radio 1. Un'intervista telefonica sui temi di attualità. Non ricordo a quale domanda stessi rispondendo, ma a un certo punto mi è scappato un caro Vladimir. Luxuria mi ha subito ripreso. Cara, correggendomi, no? Dico subito che non volevo offendere né essere polemico, ma nella discussione mi è uscito l'aggettivo declinato al maschile, senza alcuna malizia. L'episodio però mi è tornato alla mente ieri, appunto, quando Maurizio Belpietro ha letto la sentenza della Corte Suprema britannica. Chiaro che adesso uno che ha cambiato sesso gli cade addosso il mondo, è per questo anche un po' che mi spiace. Uno finalmente dice oh, sono donna, e adesso non è vero niente, non sei più donna. E nella vita bisognerà anche però mettere dei paletti un po' più fissi su queste cose. Che ne pensate? 340 6709 659, un argomento caldo, e chiaramente voglio sentire il parere di voi ascoltatori, anche magari se c'è di chi purtroppo ne è passato, purtroppo, purtroppamente non sempre, nel senso che uno poi si sente meglio quando si ritrova in un sesso che sente davvero suo. Andiamo su Libero. Oggi esageriamo, dai, uno via l'altro. Vince la linea italiana, scrive oggi Libero, migranti, euro, schiaffo alla sinistra. Altro argomento che vi abbiamo anticipato negli scorsi giorni. Arriva la lista europea con i primi 7 paesi sicuri. Ora i rimpatri saranno più veloci. Nell'elenco Egitto, Marocco, Tunisia e Bangladesh. Ragazzi, adesso non vorrei dire, ma sono quelli da cui provengono gran parte delle brave persone di cui ogni giorno leggiamo nella cronaca nera. Egitto, Marocco, Tunisia e Bangladesh. Governo soddisfatto, il PD protesta. Telefonata a Meloni von der Leyen, hanno coordinato la missione in America. Profezie sballate, cari gufi, rassegnatevi, l'Occidente non morirà nemmeno questa volta. È il direttore di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, a scrivere questo editoriale. Di spalla invece a sinistra c'è quello di Daniele Capezzone che si intitola Sull'accoglienza, egli e compagni sono rimasti soli. E parliamo chiaramente della decisione sui paesi sicuri, ok? Siamo sempre sul quotidiano Libero. Mi sposto un po' più in basso, anche qua la Corte Suprema inglese, i trans non sono donne, conta il sesso alla nascita, e magari scrivere anche il DNA. Che ne pensate? È una cazzata? Vado dentro. Entro all'interno del quotidiano Libero e voilà, argomento che ci piace, pagina 2, compagni, che batosta, paesi sicuri e rimpatri, l'Unione Europea sposa la linea italiana, il governo festeggia, la sinistra si dispera. Per la Commissione Europea, Egitto e Bangladesh, nazioni di provenienza dei primi migranti portati in Albania, ma non solo di quelli, qua quelli bravi che gli ha messo le fascette perché qualcuno era violentatore, quell'altro era pericoloso, le fascette non si mettono, gli hanno tolto le fascette, hanno disfatto tutto, non sono pericolosi, quindi questi paesi, non i migranti, i paesi da cui provengono non sono pericolosi. Sì, ok, se fai il bagno fuori dalla zona protetta arriva il pescecane, che te lo devo dire io. Meloni dice soddisfatti, ok pure all'iter accelerato. E ora compagni, come la mettiamo? Alessandro Gonzato, anche per la Commissione Europea che ha presentato una proposta di regolamento, Egitto e Bangladesh sono paesi sicuri. Dall'Egitto, non riesco più a parlare, perdonatemi, dal Bangladesh provenivano i primi migranti portati il 14 ottobre dalla Marina Militare nelle strutture albanesi destinati ai rimpatri. E però la sezione immigrazione del Tribunale di Roma non aveva convalidato i trattenimenti, i giudici avevano sentenziato che Egitto e Bangladesh non erano sicuri, quindi ritorno in Italia, rallentamento forzato del progetto Albania, la sinistra ovviamente aveva esultato e accusato di disumanità il governo, se non che
La Commissione ora propone di istituire un primo elenco dell'Unione Europea che comprenda anche Marocco, Tunisia, India, Kosovo e Colombia, e ancora per Bruxelles pure le nazioni candidate all'adesione all'Unione soddisfano in linea di principio i criteri per rientrare nell'elenco dei paesi sicuri. Si tratta di Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, a cui si aggiungono i potenziali candidati Bosnia e Erzegovina e Georgia, oltre al Kosovo che però è già nel primo elenco. Questo è stato redatto dopo aver consultato l'Agenzia UE per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per le migrazioni, il Servizio di azione esterna dell'UE e le informazioni interne dei vari stati. Giorgia Meloni ha commentato: accolgo con grande soddisfazione la proposta della lista UE presentata dalla Commissione, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente, ora vediamo, perché a ogni azione corrisponde una reazione. Che cosa si inventeranno i giudici questa volta? È inutile bussare, no? E secondo me poi succede qualcosa. Dite di no. Il movimento di Sumaoro, commentato dalla Russa. Lista islamica, la soluzione è non votarli. Il presidente del Senato su flop del partito musulmano Monfalcone. Mi conforta lo scarso riscontro alle urne. Attenzione, specifico, non che non si vada a votare, ma che non si sia votata la lista islamica. E questo è interessante. Infatti alle 8:45 chiamiamo il senatore Marco Dreosto della Lega, che è anche segretario della Lega Salvini Premier Friuli Venezia Giulia. Proprio per lui c'è quest'oggi la prima pagina del quotidiano La Stampa. Volete che ve la legga? Non ve la leggo. Per il momento stiamo sul Libero. I numeri di Frontex e gli sbarchi di clandestini nel Mediterraneo centrale sono più che dimezzati. Nei primi 3 mesi 2025 gli arrivi dalla rotta che riguarda specialmente l'Italia si sono ridotti del 62%, giù del 74% anche gli ingressi dai Balcani. Articolone di Massimo Sanvito oggi sul quotidiano Libero, che deve essere assolutamente vostro. Ma se proprio avete qualche euro in più, ma proprio che avete il portafoglio con dentro quei 2-3 euro in più, e mi dà un fastidio, perché sai che ti gonfiano il portafoglio. Costa 1,70 euro oggi La Stampa, la comprate e poi chiaramente la regalate al vostro vicino comunista. Titola quest'oggi: il piano Meloni von der Leyen. L'Occidente, per come lo conoscevamo, non esiste più. Il mondo è diventato un globo anche a livello geopolitico. Nel bel mezzo dei negoziati con gli Stati Uniti e mentre Giorgia Meloni vola alla Casa Bianca, la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, lancia un messaggio chiaro. Chiaramente leggo solo questa, non entro nei particolari perché ragazzi non ne usciamo più. Se mi ascoltate vuol dire che volete le notizie essenziali, e gli altri approfondimenti ve li sentite da tutti gli altri canali. Qualunque telegiornale vi farà un lavaggio del cervello specializzato. Io vado su altre notizie, che poi sono quelle secondo me più importanti, però è un mio parere. Se non siete d'accordo, 340-6709-659, tanto faccio quello che voglio io lo stesso, scherzo, ci mancherebbe. Anzi, se avete richieste non musicali ma di quotidiani, richiedete. I diritti, siamo di spalla sulla Stampa. Le persone trans non sono donne, la sentenza inglese che ci rende ultra. Ci vogliono 88 pagine alla Corte Suprema del Regno Unito per definire cosa è una donna. La sentenza fa rumore, scrive La Stampa. Dice che si può definire giuridicamente donna solo chi nasce biologicamente di sesso femminile, quindi non le donne transgender. E io aggiungo, ma gli uomini? Gli uomini che diventano donne? No, perché qualche problemino mi pare che alle Olimpiadi li abbiamo avute, ricordate? Andiamo.
Andiamo via. Ah, oggi sulla Stampa c'è Cacciari, C'è Cacciari, l'intervista, grande Cacciari, l'Unione Europea è fallita, leader troppo deboli, scrive Francesca Schianchi che intervista il filosofo, l'Europa è un fallimento. Se non si parte da questo presupposto, che cosa si vuol capire delle posizioni di Trump? Sintetizza una lunga chiacchierata con una domanda brutale il professor Massimo Cacciari. Ma partiamo dall'inizio, dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che parla di un Occidente finito per come lo conoscevamo. Per qualche secolo c'è stato l'Occidente europeo che nel bene e nel male è stato il centro del mondo e ha avuto il suo apice nel XIX secolo. Gli Stati europei erano una grande potenza economica e demografica con uno sviluppo impetuoso. Tutto questo è finito come la Prima Guerra Mondiale, afferma Cacciari. Gli Stati Uniti hanno superato la Gran Bretagna come PIL nel 1871 e da allora sono la prima potenza economica, militare, tecnologica al mondo ed esprimono una resilienza formidabile se si pensa che mantengono il primato da un secolo e mezzo. Questo è l'incipit dell'intervista con Massimo Cacciari sul quotidiano La Stampa. E compratevela La Stampa, ve la devo leggere tutta? No! Anche perché sulla Stampa, ma anche questo ve lo leggo più tardi, si parla di Lega, o meglio, si parla del nostro ospite di questa mattina alle 8:45, il senatore Marco Dreosto, segretario Lega Salvini Friuli Venezia Giulia, perché il buongiorno di Mattia Feltri, pollice verso, si intitola così, e parla di una letterina che il segretario leghista del Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto avrebbe scritto sui social proprio a lui, a Mattia Feltri, ma ve lo leggerò più avanti, sì, altrimenti mi girate su Radio Latte e Miele. No, state qua, assolutamente no. All'interno del quotidiano La Stampa, l'offerta degli USA a 70 paesi, trattiamo sulle tariffe, ma l'obiettivo è isolare la Cina. E qui naturalmente ancora una volta la domanda è: siete pronti a rinunciate alla Cina con tutti i suoi prodotti scontati e schifezze, anche mangerecce che so benissimo che comprate? E dovete dire rinuncio. Se non dite, no, è la von der Leyen con Trump. Adesso vedrete. Trump vuole fare terra bruciata attorno al dragone e in cambio potrebbe ridurre i dazi agli stati che aderiscono. Il WTO da cenni di vita, dico io, e taglia le stime sul commercio. L'agenzia Fitch abbassa le previsioni sul PIL mondiale, cade Wall Street. Capite che tra La Stampa e Repubblica oggi, ragazzi, uno va in giro felice dopo averli comprati. Sì, va bene, ok, io mi fermo qua e non mi interessa proseguire oltre. A chi interessa se lo compra, anche perché girate pagina e c'è giustamente la rivolta della California, pagina 9 della Stampa, in retroscena con il governatore Newsom che fa causa alla Casa Bianca per i dazi. Sono illegali, stanno creando il caos per le famiglie, le imprese, le economie. Come andrà a finire? Te l'ho detto, bisogna aspettare che scenda il polverone e bisogna contrattare. Pagina 14 del quotidiano La Stampa, ci ho fatto un giro tanto per vedere cosa dicevano su questo argomento. Egitto, Bangladesh e Tunisia nella lista UE dei paesi sicuri, Roma esulta, noi decisivi. La Commissione pubblica un primo elenco di 7 stati considerati adatti ai rimpatri più rapidi. Il governo mira a consolidare il modello Albania, tensioni a Jadè, un altro migrante torna in Italia. Giorgia Meloni, virgolettato, accolgo la proposta con soddisfazione, i fatti dimostrano che avevamo ragione e che siamo sulla buona strada. Nicola Fratoianni, con che coraggio esultano, l'Egitto è un regime che ha boicottato le indagini sull'omicidio di Giulio Regeni. Me l'ero dimenticato. Un punto stavolta pare averlo segnato Giorgia Meloni. Mamma mia, ragazzi, se oggi comprate La Stampa è tutto appiccicoso di bava, veramente. Che schifo, no? Scherzo, anzi, ma dopo ci laviamo, va via la bava di lumaca, quella di Acerbis, roba buona che fa bene alla... Ce l'avrei bisogno io stamattina con un po' il raspino, capito? Bangladesh, Egitto e Tunisia saranno parte della lista
dei 7 paesi sicuri stilata dalla Commissione UE, che affiancherà il piatto di migrazione e asilo alla sua entrata in vigore nel giugno 2026. Nella partita di scacchi in cui si è trasformato il cosiddetto modello Albania e per esteso l'intero sistema legislativo sul diritto d'asilo, per il governo italiano si tratta di una piccola vittoria, peraltro ottenuta con una mossa in realtà compiuta da Ursula von der Leyen con un emendamento ad hoc. Infatti Meloni, ancora in attesa della sentenza della Corte di Giustizia europea che prima dell'estate, da quanti mesi è che aspettiamo, potrebbe chiudere nuovamente i centri Schengen e Gian, ringrazia la Presidente della Commissione UE dopo aver avuto un nuovo colloquio telefonico. Basta, tutto questo bla bla già lo conosciamo, non vi faccio perdere tempo, però capite, la bava di lumaca si percepisce e siamo contenti soprattutto perché, ribadisco e discoriba, gran parte delle brave persone che fanno reati schifosi nel nostro paese arrivano da lì. Con tutto il rispetto per il pizzaiolo egiziano che mi fa la pizza, che è anche buona, che mi arriva sempre puntuale, magari è uno dormiente pronto ad avvelenarmela se riceve una telefonatina, però per il momento sì, un po' di cagherello ogni tanto va. Egitto, Bangladesh e Tunisia, ragazzi, arrivano tutti da lì, o no? Ditemi se sono razzista in senso buono oppure no. Ora mi fermo, ma ritorno tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vortice ciclonico in atto sul nostro paese, dove nel corso della giornata odierna pioverà un po' su tutte le regioni. In mattinata precipitazioni diffuse al centro-nord e anche molto abbondanti sulle regioni settentrionali, fenomeni anche sulla Campania, meglio altrove. Nel pomeriggio le piogge potranno verificarsi un po' ovunque da nord a sud, risultando più forti ed abbondanti al nord rispetto al centro e al sud. Venti forti e rischio mareggiate. Neve sulle Alpi oltre i 1700 metri. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5,
del 5, chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio acerbo, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Una canzone viaggio astrale che unisce psiche ed elettronica, esplora il tema della reincarnazione e della rinascita e si intitola infatti Oltre il karma, la nuova canzone di Roberta Giallo e Massimo Forapari. Siamo un po' psichedelici questa mattina, non sappiamo dove svolazzare. Con il buongiorno rinnovato, io sono Sammy Varin, c'è Simone in regia,
Vi teniamo compagnia con questa rassegna stampa specialissima, perché non è una rassegna stampa, addirittura tra poco leggerò i vostri messaggi al 34067096959 a commento delle principali voci del giorno, le voci che compaiono sui quotidiani, che poi magari saranno anche argomenti di discussione quando uscite, incontrate amici o parenti. Il giornale di quest'oggi, titolo principale: Dazi, il D-Day della Meloni, la Premier incontra Trump, aprire un canale con l'Unione Europea. Ma sopra, in taglio alto, si parla del voto a sorpresa di Monfalcone, di cui parleremo anche tra poco, perché alle 8:45 avremo in linea il segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia. Monfalcone si trova in provincia di Gorizia, Dreosto, e con lui parleremo proprio del risultato molto importante per la Lega Monfalcone, ma non soltanto per la Lega. Filippo Facci oggi sul Giornale la mette in modo differente. Il suo articolo si intitola infatti "Se a Monfalcone gli islamici non vincono, perché integrati?". Lo sapete, c'era il partito islamico con Soumahoro, quello degli stivali, e con un signore che insomma rappresentava l'ala più islamica forse degli islamici. Fatto sta che non sono arrivati neanche al 3%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno votato gli islamici, o che hanno votato altri partiti e magari anche la Lega, che è il primissimo partito con un votio di voti incredibili? Questa è la domanda che vi faccio e che farò tra poco anche al senatore Dreosto. Sempre sul quotidiano Il Giornale, tra i titoli importanti: nodo immigrazione, paesi sicuri e rimpatri, l'Unione Europea dà ragione all'Italia. La Commissione Europea accelera sull'attuazione del patto per le migrazioni e l'asilo, anticipando di un anno la procedura che permette agli Stati di valutare in 3 mesi invece di 6 le richieste di asilo. È chiaro che a ogni azione corrisponde reazione. Adesso ci aspettiamo una nuova decisione tirata fuori dal cappello dei giudici. Sempre a proposito di questo, ci sarà una reazione anche su quest'altra notizia che purtroppo riguarda solo l'Inghilterra. Sentenza a Londra: può dirsi donna solo chi è donna. Restaurato il buonsenso, scrive Francesco Giubilei oggi sul Giornale. C'è un giudice a Londra. La notizia non è che la Corte Suprema britannica abbia stabilito che è donna chi nasce tale, ma il fatto che serva un tribunale per ribadire l'ovvio. Eppure, a quanto pare, in un Occidente sempre più in crisi, occorre stabilire per legge cosa significhi essere una donna. È il risultato di anni di cultura woke e di deliri gender che si sono spinti sempre più in là. Chiaramente vallo a dire a Vladimir Luxuria, e chiaramente la tireremo in ballo prossimamente. La tireremo, ho detto. Sì, perché effettivamente per tutti noi è una donna, anche se se va in Inghilterra il giudice britannico dice che è un uomo. E io capisco che anche a questo punto coloro che hanno fatto la transizione, soprattutto, e quindi un abbraccio a tutti questi personaggi che hanno avuto tanti problemi, soprattutto psicologici ma anche fisici, ma anche per tutti noi, non sappiamo più cosa pensare, cosa dire. Guarda che è un casino, è un casino di questi tempi. Dicevamo Filippo Facci, certo, l'articolo su Monfalcone sul Giornale. All'interno del Giornale però c'è anche la terribile notizia di Brescia: le notti in parrocchia e le violenze sessuali sui bimbi all'oratorio, arrestato l'ex prete. Almeno 6 le vittime tra i 10 e i 12 anni. Don Panigara agli arresti domiciliari. I racconti di un minore sulle attenzioni del sacerdote, scrive Antonio Borrelli. Il messaggio della curia: il dramma non è sottovalutare, ma serve rispetto per chi è colpito da un'accusa tanto grave. E soprattutto a preoccupare siamo noi che ci preoccupiamo perché lasciamo i nostri figli in oratorio fidandoci. E chiaro, non bisogna fare tutta l'erba un fascio, eccetera, eccetera, ma sono sempre di più quelli che si fanno prete perché hanno, diciamo,
Qualche deviazione? Posso dirlo? Si può dire? E non ormai l'ho detto, che devo fare? Il tempo lo tengo per dopo perché è potentissimo anche quest'oggi, ragazzi, sono sponsor del Tempo, mi riempiranno la casa di quotidiano. Il Tempo, Lucano si autonomina dirigente in comune. Ah, vai, faccia di bronzo di Riace. Ah, beh, dopo. Ah, devo resistere, ve lo leggo dopo, perché prima, visto che tra 3 minuti andiamo dal segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia, e prima parliamo del quotidiano La Stampa, che ha proprio tirato in ballo in prima pagina, rendendolo famoso, se mai ci fosse motivo, perché lo è già, il segretario leghista del Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto. Scrive infatti oggi in prima pagina il buongiorno di Mattia Feltri sulla Stampa. Mi scrive sui social il segretario leghista del Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto. Poche righe molto garbate, e gliene sono grato, a proposito del buongiorno di ieri. Mi invita a Monfalcone, perché nel buongiorno di ieri non ve l'ho letto perché non volevo farvi vomitare, ma parlava bene naturalmente di Monfalcone, perché ci sono gli immigrati che lavorano, e se non ci fossero loro, chi fa le navi, eccetera, eccetera. Mi invita a Monfalcone perché io possa respirarne l'aria, con 9.000 immigrati su 30.000 abitanti, tra integrazione rifiutata e moschee abusive. Forse, dice, la lista civica degli immigrati la troverai meno affascinante. In effetti, tutto quanto so di Monfalcone è che senza immigrati i cantieri navali chiuderebbero e sarebbero trasferiti in India o chissà dove. Quindi, se si vogliono tenere i cantieri, bisogna tenersi anche gli immigrati e trovare il modo di conviverci. Non è questione di fascino se gli immigrati la loro lista lo esercitino su di me oppure no. Non è tutto così, egregio segretario. Quello è un po' il modo di ragionare della destra contemporanea, Lega inclusa, che affronta la politica a pollice all'insù o all'ingiù. Vale per la carne coltivata, per la gestazione per altri, per gli immigrati, tutto allo stesso modo. Alla destra la carne coltivata sta sul gozzo e allora la vieta. Alla destra la gestazione per altri sembra eticamente riprovevole e allora la rende reato universale. Alla destra gli immigrati non vanno a genio e allora li respinge al mittente, come avete detto ieri. Ma poi la carne arriverà, la gestazione per altri non sarà abolita e gli immigrati continueranno a lavorare nei cantieri. La politica non è illudersi di cancellare quello che non piace, ma affrontare quello che c'è. Quei 9.000 immigrati ci sono e non serve rimpiangere il mondo quando era senza di loro, perché quel mondo semplicemente non c'è più. Qui Parlamento. E abbiamo con noi il senatore della Lega e segretario della Lega Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà, grazie dell'invito. Ah, Marco, ti ho pensato subito alle 6 di questa mattina, ti ho inviato questo articolo che ti ha reso famoso anche se non ne avevi assolutamente bisogno, ma giustamente hai portato avanti un'idea su Monfalcone, un'idea che è della Lega, che è del centrodestra, che è un po' di tutti noi, ma che soprattutto abbiamo visto Monfalcone è diventato un incredibile laboratorio politico in questi mesi per la nascita per la prima volta di un partito islamico, e come minimo se ne è parlato, anche perché il rischio c'era e purtroppo c'è ancora. Ma qui mi fermo, Mattia Feltri ti ha messo in prima pagina, a te la risposta. Ma io ringrazio Mattia perché ancora una volta se ne parla, e quindi è già una cosa importante, al di là di quella che può essere la strumentale polemica per il caso specifico di Monfalcone. Ci tenevo, Sammy, a precisare innanzitutto che siccome ci sono state anche notizie divergenti in questi giorni, la lista che è stata presentata a Monfalcone è una lista islamista, perché lo ha detto lo stesso candidato sindaco quando l'ha costituita. Quindi questo per mettere in chiaro un aspetto importantissimo che alcuni cercano in qualche maniera di sminuire. E questo evidentemente è un problema perché attraverso l'uso delle istituzioni si cerca di entrare nel sistema italiano per scardinarlo e demolire quelli che sono i nostri principi, i nostri valori, le nostre norme,
soprattutto da parte di una religione che nel nostro paese, in Italia, non ha voluto sottoscrivere nessun patto con lo Stato per cercare in qualche maniera di regolamentare la propria posizione. Ricordo che altre religioni lo hanno fatto. Loro, gli islamici, non vogliono farlo. Questa è la prima cosa che ci tenevo a sottolineare. Poi evidentemente Monfalcone è un laboratorio politico perché è un qualcosa che purtroppo è destinato a capitare in tanti comuni e in tante città del nostro paese, quello dove l'integrazione non è in effetti integrazione, ma è qualcosa di diverso, è un rimanere sulle proprie posizioni, cercare in qualche maniera di portare temi che sono al limite della tollerabilità, come per esempio la Sharia nel nostro paese, attraverso appunto qualche meccanismo che lo permetta anche in forma giuridica e legale. Ricordo che il risultato di Monfalcone è straordinario perché i cittadini hanno voluto dare un segnale importantissimo che ai nostri valori, alle nostre tradizioni, ai nostri principi, ma soprattutto alla nostra buona amministrazione non si può assolutamente, è una cosa che assolutamente non si può mettere in discussione. Voglio ricordare che l'amministrazione di Anna Cesinda Monfalcone governa da 7 anni e ha stravolto completamente una città che era ormai una città in mano alla sinistra da oltre 70 anni, che di fatto l'aveva resa solamente un dormitorio per i lavoratori della Fincantieri. L'altro aspetto importante, Sammy, che ci tengo a sottolineare è che noi non siamo assolutamente contro Fincantieri, che è un'azienda per noi strategica, importantissima, fa parte di quelli cosiddetti asset strategici nazionali che danno non solo lavoro a tante persone, anche a tanti italiani, ma sono funzionali al sistema paese. Noi siamo contrari a un sistema di immigrazione che purtroppo è stato gestito malissimo negli anni ed oggi ha conseguenze che sono assolutamente importanti e direi anche devastanti in alcuni contesti come quello di questo comune. E per questo io ho invitato anche Feltri a venire a Monfalcone a vedere con i suoi occhi quello che sta accadendo, quando alle 6 di sera, quando chiudono i cancelli della fabbrica, questa popolazione si riversa nelle città di Monfalcone, ma il problema grosso è che si riversa in maniera assolutamente non naturale, nel senso che ci sono questi gruppi di stranieri che non si integrano assolutamente, che addirittura tengono segregate le donne. Voglio ricordare una delle cose che io ho sottolineato, anche quello delle spose bambine, quello della sudditanza morale, psicologica e fisica delle donne. Temi evidentemente che il nostro paese, la nostra Costituzione, i nostri principi, ma soprattutto il nostro movimento che li difende non può assolutamente accettare. Così la risposta Mattia Feltri, che oggi mette in prima pagina sul quotidiano La Stampa Monfalcone i risultati di questo voto che ha premiato alla grande, vorrei dire alla grandissima, la Lega, il centrodestra, e che ha fatto capire, però, scrive oggi invece Filippo Facci sul quotidiano Il Giornale, così scrive lui nella sua analisi, che a Monfalcone ci sono islamici integrati. Scrive così quest'oggi Filippo Facci. Cioè, c'è una buona notizia, oltre chiaramente al fatto che ha vinto la Lega e il centrodestra a Monfalcone. E questi islamici, che sono tanti, il 30% degli abitanti di Monfalcone sono islamici, alla fine hanno votato, non hanno votato, ma se hanno votato, non hanno votato la loro lista islamica, ma hanno votato chi? Perché giustamente il sindaco Fasan, o sindaco, dice: so che molti di questi hanno votato anche Lega. Ma certo, perché dobbiamo ricordare che una parte di questi immigrati che invece vorrebbero in qualche maniera inserirsi nel contesto sociale del nostro paese sono assolutamente favorevoli a quella che è l'amministrazione di centrodestra della Lega di Anna Cesinta e oggi del bravissimo Luca Fasan, che ha posto in essere tutta una serie di iniziative. Voglio ricordare che a Monfalcone sono state costruite 5 scuole negli ultimi 7 anni destinate in maggior parte alla popolazione straniera. Voglio ricordare che a Monfalcone sono state realizzate infrastrutture per dare accoglienza a queste persone. E oltre a questo evidentemente c'è la volontà da parte dell'amministrazione appunto di cercare di dare risposte concrete a chi vuole venire in Italia per rispettare regole,
norme, ma anche, dico io, tradizioni, nel rispetto evidentemente di quelle che sono legittime aspirazioni, legittime identità che ognuno di noi ha. Voglio ricordare che la Lega è un partito identitario che pretende il rispetto delle nostre norme, delle nostre regole, delle nostre tradizioni, ma proprio per la diversità che noi tolleriamo, accetta anche che vi siano queste diversità in un contesto evidentemente di integrazione, cosa che purtroppo molto spesso non è accaduta. Voglio ricordare, Sammy, che l'amministrazione di Monfalcone ha recentemente vinto in giudizio finale tre sentenze che le danno ragione quando chiude due centri che a tutti gli effetti erano centri di preghiera in locali non autorizzati. La legge finalmente ci ha dato ragione, e questo significa che nel nostro paese non si può fare quello che si vuole, ma bisogna assolutamente stare a quelle che sono le norme e le regole del rispetto civile, ma anche della convivenza sociale, che per noi è fondamentale. Ma chiaro, è la domanda più semplice che possiate fare a un amico di religione islamica. Chiedergli: ma per te sono più importanti le leggi italiane o la Sharia? All'80% ti risponderà che è più importante la Sharia. Per fortuna c'è un 20% che risponde: no, io rispetto le leggi italiane e pratico la mia religione, noi te la facciamo praticare. Dreosto, un'ultima domanda però te la devo fare. Pericolo scampato, quante Monfalcone ci sono in Italia e quale pericolo ancora potrebbe esserci, perché su Maoro c'è la promessa, ha detto siamo soltanto all'inizio, e io penso a quanto Qatar ci sia nei grattacieli milanesi, se li sono comprati i grattacieli milanesi gli emiri del Qatar. Abbiamo visto per l'Haftar la chiusura delle cerimonie per la chiusura del Ramadan, questo tavolone lungo a Milano con tutte le autorità, e questi hanno soldi e questi pagano e questi comprano, e cosa ci vuole per loro a decidere di formare un bel partitone islamico proprio a Milano che si prepara, e stiamo scegliendo il candidato alle elezioni. Dreosto. Ma sì, volevo, guarda, a proposito di questa cosa, raccontarti un aneddoto, ma non è un aneddoto, è un fatto di cronaca reale che purtroppo ci tocca e tocca tanti comuni. Oggi il 98% del welfare, quindi delle risorse che l'amministrazione comunale, ma in particolare quella di Monfalcone, porto il dato concreto, sta destinando, vanno agli immigrati. E cosa succede? Che dai dati che abbiamo rilevato, nel 2024 24 milioni di euro sono stati trasferiti dall'Italia all'estero dagli immigrati, in particolare verso le regioni del Bangladesh, quindi di quella parte dell'Oriente. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che dall'Italia, queste persone in Italia vivono a spese del servizio sociale perché hanno evidentemente molti figli, hanno redditi bassi che sono, grazie a una nostra norma magari di cui parleremo, abbiamo anche trovato una forma per renderli più equi rispetto ai cittadini italiani, ma vivono alle spalle del servizio comunale e i soldi che prendono li destinano ai loro paesi. Poi è evidente che in quei paesi i soldi ritornano in Italia per costruire moschee, per costruire queste strutture che poi servono evidentemente ad indottrinare, perché questo è l'aspetto che noi preoccupa di più, quello dell'indottrinamento. Noi chiediamo, tra le altre cose, che nei centri culturali, che in quelle che sono moschee che evidentemente dovessero essere autorizzate, si parli l'italiano, si parli una lingua che è comprensibile, perché questi imam parlano con la loro lingua e noi non sappiamo che cosa effettivamente stanno predicando. Abbiamo visto quanti sono stati i casi di soggetti che nel nostro paese radicalizzati poi sono stati arrestati ed espulsi perché responsabili di iniziative a rischio terroristico, oltre a quelli evidentemente che l'hanno fatto lasciando poi il nostro paese, andando in altri stati d'Europa. E allora l'allarme deve essere alto non solo a Monfalcone, perché tu l'hai detto bene all'inizio, Monfalcone è un laboratorio nel bene e nel male. Nel bene perché ci abbiamo messo le mani e stiamo dimostrando con i fatti che con una buona amministrazione, con un centrodestra unita, ma soprattutto con una Lega al governo, si può contrastare questo fenomeno di mancata integrazione e di islamizzazione dei territori.
mettendo anche a salvaguardia le donne e le bimbe spose. Dall'altro dobbiamo purtroppo constatare che la diffusione dell'islamismo, quindi dell'immigrazione islamica nel nostro paese, è difficile da contrastare proprio perché queste persone non hanno nessuna voglia, molte di queste persone, non tutte, non hanno nessuna voglia di adeguarsi alla nostra legge e alle nostre norme. Lo dimostra il fatto che la religione islamica, i rappresentanti in Italia, i massimi rappresentanti in Italia della religione islamica non hanno per il momento nessuna intenzione di istituire dei patti con lo Stato ai fini di riconoscere ufficialmente per tutti quelle che sono le norme del nostro paese. Capite che se non hanno aderito alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, anzi se ne sono fatta una islamica, qualcosa di strano ancora c'è, con tutto rispetto chiaramente per ogni religione. Marco Dreosto, senatore della Lega e soprattutto segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia, è stato un grande piacere trovarti quest'oggi in prima pagina sul quotidiano La Stampa. Alla prossima e buon lavoro! Grazie a voi, un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie Mattia Feltri, abbiamo ancora 2 minuti, stanno arrivando decine di messaggi al 340 6709 659 per commentare quanto accaduto a Monfalcone. Me l'ho detto, laboratorio politico assolutamente sì, ma la mia paura, non voglio adesso fare il mago Varin, lo sapete che quello che dico poi si avvera, è un mio problema, l'azzecco sempre e io penso a Milano, ai grattacieli di Milano, penso al Qatar che se li è comprati, penso agli estremisti dei Qatar, che siano fratelli musulmani oppure no, e cioè il prossimo passo è fare un partito o comunque inserire all'interno della sinistra, che chiaramente gli dà una grande mano, un esponente importante islamico, e ce ne sono già entrati, mi pare, negli scorsi anni, che poi possa portare avanti questo partito islamico che avrà tanti soldi a disposizione. Si sa, i soldi non fanno la felicità, ma molto spesso danno molti voti. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo.
Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Libertà da Carlotta Zenti. Sono molto felice di sentire Sbiarita, il mio ultimo singolo uscito venerdì 28 marzo sulla vostra radio. Sbiarita è stato prodotto dal grande Gatto Pancieri, il mio produttore assieme al mio discografico. È una canzone a cui sono molto legata perché tratta un tema importante di cui però se ne parla poco, cioè la violenza verbale e psicologica. Quindi Sbiarita la dedico a tutte le persone che si possono trovare in una determinata situazione e spero tanto che possa essere un simbolo di riuscire a non stare più in silenzio davanti a tali situazioni. Spero tanto che la canzone vi piaccia e un abbraccio a tutti voi.
C'è lo zampino di Gatto Pancieri in questo pezzo e si sente brava Carlotta Zenti, si chiama Carlotta Zentilini, sbiadita, arriva da Venezia, classe 2002, l'amore a prima vista con la chitarra acustica a 8 anni e da allora la chitarra è rimasta la sua migliore amica, con lei che mai l'ha tradita, con lei che c'è sempre nei momenti di gioia e di dolore, così come è bello, devo dire, rifugiarsi in uno strumento musicale che ti aiuta a crescere e ti aiuta anche a pensare ad altro, a sfogarti. Sì, poi lo si può dare anche in testa a qualcuno ogni tanto. Buongiorno da Sammy Varin, brava Carlotta Zentilini che ci ascolta con il pezzo Sbiadita che passiamo molto volentieri, magari prossimamente ti invitiamo anche qui nei nostri studi. Il buongiorno rinnovato da Sammy Varin con la rassegna stampa fino alle 9:30, poi l'editoriale di Sallusti, poi altre cose buone dal mondo della nostra controinformazione, ma soprattutto, vi ripeto, alle 11 io ritorno, già in versione venerdì e giovedì, oggi è giovedì, abbiamo tanti WhatsApp perché me ne sono arrivati un fracco, non riuscirò a leggerli tutti quanti ora delle 9:30, quindi vi do appuntamento dalle 11 alle 11:30 per sapere cosa pensano gli ascoltatori di Radio Libertà della nostra informazione letta dai quotidiani. Certo, posso immaginare cosa pensate di quella che ci riserva in prima pagina il quotidiano Il Tempo. Potentissima la prima pagina. Lucano si autonomina dirigente in comune. Faccia di bronzo di Riace. Il paladino dei migranti, condannato e decaduto da sindaco in Calabria, non solo non lascia il municipio, ma si ricicla e si assegna da solo una super poltrona. Lo scrive solo il quotidiano Il Tempo. Gianluigi Paragone, sì vabbè, è la democrazia presa a sberle. Sempre sul Tempo, naturalmente, modello Albania, dall'Egitto al Marocco, ecco i paesi sicuri. Meloni applaude l'Unione Europea, svolta positiva. Avevamo ragione. Roberto Arditti, cara sinistra, quanto è falsa l'integrazione. Giulia Sorrentino, l'8% di stranieri commette il 45% delle violenze. Di spalla l'editoriale del direttore Tommaso Cerno e ora diranno camerata von der Leyen. Ci hanno fatto una testa tanta che il governo dei manganelli, della fascisteria, del solito disco rotto delle grandi occasioni della sinistra che aveva forzato le regole europee, deportato dalla povera gente non si sa bene dove, scatenando la magistratura come arma di opposizione per far credere agli italiani che le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina erano fallimentari. Ci avevano perfino detto che l'Egitto, dove 1 milione di italiani vanno in vacanza con le terghe al sole, è un paese insicuro e che in pratica dal Bangladesh potevano arrivare serenamente milioni di persone e prendere dimora qui da noi perché esiste una legge suprema della sinistra che spiega al mondo che gli altri hanno sempre torto e loro ragioni. Adesso che l'Europa ha copiato il modello italiano, inserito Egitto, Bangladesh e Tunisia nei paesi sicuri, ha approvato il modello Albania, sono in attesa di vedere gli striscioni di Ellis Line che con i socialisti europei e i verdi sostengono Ursula in Europa a differenza di Meloni, chiamarla camerata von der Leyen e gridare al fascismo della loro stessa maggioranza. Interessante. Il Tempo di Osho. Anche la mitica Moka Bialetti finisce nelle mani dei cinesi e il grandissimo De André che canta "Ah, che bello caffè, pure in Cina o sanno fa". Triste ma così, la Bialetti diventa cinese, ma poi del resto ultimamente non era più neanche tanto di Bialetti. Risentiamo questo spot, fammelo sentire. Sì, sembra facile fare un bel regalo. Sì, perché sono tante le occasioni per fare un bel regalo. Pensate un po', il vostro figlioccio compie 1 anno, bellino lui, stellina santissima. Un vostro amico, come si dice, si lega in un dolce vincolo. Evviva gli sposi, evviva!
Dicevo, le occasioni per fare dei bei regali non mancano davvero. No, ci può essere bisogno di riappacificarsi con vostra moglie, di farsi ricordare da quel simpaticone del capo ufficio che ha avuto la nomina a cavaliere. Sì, fare un bel regalo sembra proprio facile. Magari quando si tratta di decidere che regalo fare sembra meno facile. Meno facile. Ma è facile. Sì, lo sapete anche voi. Basta regalare un Gogo. Gogo, il frullatore elettrico multiplo con macina caffè automatico. Con Gogo fare un bel regalo diventa proprio facile. Sì, perché... Gogo è tanto necessario. Gogo è tanto utile. È fantastico, è Gogo fantastico. è tanto comodo. No, perché Gogo non me lo ricordavo e chiaramente parlavamo delle macchinette per fare il caffè e eravamo nel 1965, non era nato neanche Sammy Varin, penso un po', e il simbolino Rai c'era scritto solo Rai. Non c'erano altri canali, cioè Rai e basta. Chiaramente Bialetti, la moka per fare il caffè va nelle mani dei cinesi, ma va bene così. L'importante è proseguire a fare queste macchinette per il caffè che hanno fatto la storia e devo dire un pochino ci mancano perché siamo tutti drogati adesso con la macchinetta elettrica, anzi elettronica. Tu ti fai il caffè con la caffettiera? No, e chi se la fa? In pochi. E devo dire, quando vado dai nonni, perché sono i nonni dei miei figli, ti fanno ancora il caffè con la moka. E l'odore, il profumo, il sapore è diverso. Chiaro, ci si mette quei 3-4 minuti, che si perde tempo, dico io. Sì, certo, ritorno a bomba sul nostro giornale preferito in questo momento, che è potentissimo, vi dicevo, almeno una volta nella vita dovete fare fatica a cercarlo, il Tempo, perché non è facile da trovare in tutta Italia. Il Tempo è un giornale romano, ma praticamente diventato ormai nazionale. A volte si fatica un po', richiedetelo, perché oggi poi a pagina 2 scrive: svolta migranti, nuove regole della Commissione europea, Meloni, bene la lista paesi sicuri, avevamo ragione, Italia decisiva. Poi chiaramente si parla di Monfalcone, se ve lo siete perso poi lo trovate, tra un quarto d'ora andate sul sito radiolibertà.net, trovate il podcast di Radio Libertà con l'intervista al segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia sulla vittoria della Lega a Monfalcone. Sumaoro non si rassegna alla debacle di Monfalcone, professionisti del razzismo ci hanno screditato. Cisint replica l'associazione musulmani UCOI. La loro reazione mostra che il pericolo è reale. Un pericolo per ora scampato, un laboratorio elettorale che di fronte a un successo avrebbe potuto andare al di là, dare il là a un partito islamico a livello nazionale. Un progetto che, nonostante la sonora sconfitta, è tutt'altro che finito. Il trionfo della destra a Monfalcone, direi della Lega, popolosa cittadina in provincia di Gorizia, nota per avere un'altissima percentuale di immigrati, in particolar modo cittadini provenienti dal Bangladesh, ma adesso ci possono anche tornare, volendo. Fai lo spiritoso. E chi lavora dopo nei cantieri continua a far parlare di sé. Nel corso del pomeriggio di ieri, Abubakar Sumaoro, grande sostenitore del candidato sindaco Bou Konate, ha scritto un lungo post sulla tornata elettorale appena conclusa. A Monfalcone abbiamo detto a tutte e tutti quelli che sono sempre stati ingiustamente additati come cittadini di serie B per colore della pelle, provenienza geografica e fede religiosa, che sì, si può. Per questo vogliamo ringraziare tutte e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, dedicando tempo, cuore, idee ed energie, anche stringendo i denti nei momenti difficili, soprattutto quando i professionisti dell'odio e i piromani della politica, sentitevi in colpa, tutti noi ci sentiamo in colpa in questo momento, per razzismo e islamofobia, hanno usato tutti i mezzi per delegittimarci e discreditarci. Questo percorso non è uno sprint ma una maratona. Nel frattempo, Yusin Elafran, presidente dell'UCOI, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, si è scagliato contro Anna Maria Cisint.
la nostra europarlamentare ed ex sindaca di Monfalcone, dichiarando che il voto è il risultato di una campagna elettorale che ha saputo intercettare le paure e le insicurezze di una parte della popolazione. Pronta la replica dell'europarlamentare della Lega che il pericolo di islamizzazione sia concreto, reale e quanto mai pericoloso lo dimostrano le reazioni che le rappresentanze dei musulmani hanno avuto. Questo ed altro sul quotidiano Il Tempo, ma c'è appunto dell'altro. Da una parte Soumahoro non si rassegna, ma dall'altra gli stranieri commettono il 42% delle violenze sessuali, ma sono il 9% delle popolazioni italiane, cioè capisci? Sono pochi, ma si danno da fare a commettere reati, o no? Intervista a Carlo Fidanza, così i veti dei giudici perderanno forza, ecco cosa farà Meloni da Trump. Siamo naturalmente a pagina 3 del quotidiano Il Tempo e si parla da una parte della situazione migranti e dall'altra naturalmente, lo speriamo tutti, in una buona riuscita dei colloqui della Meloni con Trump, anche se il Fatto Quotidiano porta una sfiga e rievoca il momento Zelensky. Pagina 5, l'autonomina di Lucano. Così il sindaco decaduto firma l'incarico a se stesso. Siamo a pagina 5 del Tempo. La mossa, poco prima che la prefettura intervenga per rimuoverlo, con decreto ad hoc diventa tecnico ad elevata qualificazione. Rita Cavallaro, l'ultima trovata del sindaco dei migranti per non perdere la poltrona, autoconferirsi l'incarico di responsabile dell'area tecnica del comune. È il clamoroso decreto sindacale emanato dal paladino del modello Riace Mimmo Lucano come escamotage per sottrarsi alla legge Severino, in base alla quale la prefettura di Reggio Calabria ha avviato l'azione popolare per la rimozione dell'eurodeputato di AVS dalla carica di primo cittadino, a seguito della condanna in via definitiva a 18 mesi con pena sospesa per un falso relativo a una delle 57 delibere contestate all'esponente del partito di Fratoianni e Bonelli nell'inchiesta per irregolarità nella gestione dei profughi. Ricordiamo che questo signore è stato eletto nello stesso giorno sindaco di Riace, rieletto, ma anche europarlamentare. Tanto per... Gianluigi Paragone nella stessa pagina, candidati virtuali TikToker e liste islamiche. Anche questo tutto da leggere per farvi un'idea di quello che sta accadendo. È chiaro che se volete farvi un'altra idea, andate sul quotidiano La Repubblica, PIL mondiale a rischio. Sanità, sulle liste di attesa, scontro governo-regioni. E io vado subito all'interno perché c'è un'intervista con il nostro governatore di Regione Lombardia. Rivolta dei governatori sul decreto liste d'attesa, scrive Repubblica a pagina 18. No commissariamenti. Scontro sul DPCM che dà al Ministero poteri sostitutivi sulla sanità. Oggi resa dei conti con il governo nella conferenza Stato-Regioni, scrive Michele Bocci su Repubblica. È il tema più caldo della sanità, prima di tutto per i cittadini, costretti spesso ad aspettare troppo a lungo visite ed esami, e poi anche per il Ministero alla Salute e le regioni, che da settimane hanno trasformato in un terreno di scontro la discussione sulle politiche necessarie a ridurre le liste di attesa. Oggi la conferenza delle regioni potrebbe sancire una rottura con il governo dall'alto valore simbolico, anche perché il presidente che guida l'istituzione è il leghista Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. C'è da decidere se dare il via libera al DPCM sui cosiddetti poteri sostitutivi voluto dal ministro alla salute Schillaci e dai governatori. Potrebbe arrivare un no. L'esecutivo ha la possibilità di approvare il testo anche senza l'accordo, ma si tratterebbe di uno strappo rumoroso. Qui ci fermiamo, ma naturalmente è tutto da leggere, da approfondire quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che poi con Giovanna Casadio scrive: sereni, la destra litiga e 5 milioni di italiani rinunciano a curarsi.
siamo su Repubblica, ma è vero comunque le difficoltà che hanno tutti gli italiani nel curarsi e nel stare in attesa con le liste di attesa. La destra litiga con la destra, il leghista Fedriga alla guida delle regioni contro il ministro Schillaci, e nel frattempo i cittadini non riescono a curarsi e le liste d'attesa si allungano. Marina Sereni, responsabile sanità del PD, ha sulla sua scrivania un lungo cahier de doléances di problemi sanitari concreti e ha una grande rabbia. Il governo ha fatto un decreto fuffa sulle liste d'attesa, spesso il ministro cerca di scaricare, adesso il ministro cerca di scaricare le colpe sulle regioni. E proprio per questo, nella pagina successiva c'è Fontana: attaccare la nostra autonomia non è la soluzione. Se continuiamo con le contrapposizioni, non andiamo da nessuna parte. Se passasse quel provvedimento, faremo sentire la nostra voce. Si è instaurata una situazione paradosso: a fronte di un aumento dell'offerta continua a crescere la domanda. Servono più medici. Destra contro destra? Probabilmente è anche la verità, però ragazzi, come andrà a finire? L'importante è che si trovi la quadra. Non scherziamo sulla salute. A pagina 22 non si scherza neanche su Repubblica, dicendo accelerazione dell'Unione Europea su asilo e paesi sicuri, Albania, arresti nel CPR. Anche Egitto e Tunisia nella lista, il governo esulta, avevamo ragione, Ajadeh in 10 finiscono in isolamento. Sì, quelli che sono arrivati con le fascette, che non sono stinchi di santo e che hanno distrutto la loro ala. Sesso con una 18enne, assolti. Era ubriaca ma consenziente. Ancora su Repubblica, ma anche su tutti gli altri quotidiani, questa incredibile notizia: la Corte di Appello di Bologna conferma la sentenza di primo grado, la difesa, il consenso al rapporto deve essere pieno e libero. Cioè, fai ubriacare una ragazza e secondo te che cosa risponde? Vuole fare sesso? Dice di no, e cioè è completamente ubriaca, ma quando sei ubriaco quanto ci stai con la testa? Molestie a 6 ragazzini in oratorio, parroco ai domiciliari, è recidivo. Pagina 25 di Repubblica. Ad accusare Don Panigara alcune piccole vittime. Nel 2013 il vescovo di Brescia lo aveva già sospeso e mandato in terapia. La vicenda: gli abusi, l'omertà, la denuncia del catechista. Don Ciro Panigara, 48 anni, studia da elettricista, viene accusato dal catechista sulle pagine di un quotidiano. Lo avrebbe visto compiere abusi su un ragazzino. Il 3 gennaio scorso il vescovo di Brescia annuncia le dimissioni del parroco con una lettera alla diocesi. Sono emerse situazioni ed elementi di criticità. Scatta l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per violenza sessuale pluriaggravata. Gli episodi contestati sono 6. Le vittime avevano tutte meno di 13 anni. Si scopre che già nel 2013 il parroco, nel suo incarico di vicario ad Androera, era stato segnalato dai genitori di un ragazzino al vescovo, che lo aveva sospeso e mandato in terapia. Chiaro che tutti noi, che tra 2 mesi neanche finisce la scuola, vorremmo mandare i nostri figli all'oratorio estivo, qualche punto interrogativo ce lo facciamo. Ce lo facciamo, ma naturalmente ci facciamo anche un po' di WhatsApp. Tantissimi messaggi al 340-6709-659, ma se c'è qualcuno che vuole entrare al volo in diretta allo 0292947222, io ti apro anche le linee. Poi comunque io ritorno dalle 11 alle 11:30 in diretta, e quindi state sicuri. Lorenzo da Como: buongiorno Sammy, certo che sono sicuri quei paesi, almeno fino al momento in cui li rimandiamo quegli individui che rendono meno sicuri i nostri paesi. No, Lorenzo, è che nei loro paesi questi fanno i bravi, è da noi che si scatenano, perché sanno che possono fare quello che vogliono, capito mi hai? Salve Sammy, ma è una non notizia quella di una donna che è una donna, che senso ha? Lo so, caro Enzo, però
Però è un bel casino, perché adesso non sappiamo più se dire caro o cara a Vladimir Luxuria e a tanti che sono nella stessa situazione. Noi scherziamo, sdrammatizziamo, ma è comunque una cosa che accade, non ti senti più nel tuo sesso, vuoi cambiare sesso. Poi quella che cambi sesso dalla mattina alla sera, secondo me è davvero una cazzata, è un'esagerazione, è un pompa pompa a tutti i costi. Però la transizione c'è purtroppo, in tanti hanno questa problematica e magari qualcuno cambia anche idea. Luca era gay, cantò qualcuno. Che fare adesso? Perché la sentenza l'hanno fatta in Inghilterra, mica a casa al Pusterlengo. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, dal mago Sammy al mago Nando di Pioltello. E vai. Fra 4 anni tuo figlio uscirà con una ragazza, ecco. Lei farà finta di essere ubriaca, gliela dà, dirà di essere stata violentata e tu dovrai vendere la casa per risarcirle i danni in sede civile. Ormai si sono fatte furbe quelle lì, quindi la sentenza di Bologna è giusta, perché quelle tirano a fregare, come è successo al figlio di La Rossa, che è un tamarro, un deficiente, ma non è uno stupratore. Ciao. Grazie caro, ma ti dico, io sono contento di aver vissuto negli anni 70-80 da giovane, perché davvero adesso hai paura a uscire con una ragazza, cioè hai paura ad accarezzarla, hai paura a fare qualunque cosa, o gli fai firmare un certificato dicendo certifichiamo che questa sera ci divertiamo eccetera, oppure ti viene un po' di paura oppure no. 0292947222. Pronto? Buongiorno Varin del Veneto, Antonello. Buongiorno. Come al solito vedo che mancate anche nelle dichiarazioni del segretario di Monfalcone del Friuli questa mattina di idee concise, ovvero per contrapporre al partito islamico un muro è bene creare e dare l'idea di formare il partito delle suocere cattoliche, a cui per esempio dare mandato alla Serracchiani oppure alla Boldrini di far parte di questo partito. Sicuramente saranno veramente un ostacolo, ecco, questa è l'idea. Poi un suggerimento, vedo che mancate anche di cognizione dei termini tecnici. Le religioni, per essere riconosciute dallo Stato italiano, devono sottoscrivere l'intesa giuridica che dà loro modo di operare legalmente nel nostro paese, come hanno per esempio i valdesi o altre religioni qui in Italia. Grazie caro, capito, e lo so, è che appunto religione islamica ce n'è una, ma ce ne sono anche tante, no? E quindi non si sono messi d'accordo, era così la cosa. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Un suggerimento a chi non ha ancora deciso cosa fare nella sua scelta politica. Allora, noi come centrodestra saremo pure fascisti, populisti, tutto quello razzisti, eccetera, però abbiamo l'interesse nazionale. Proviamo invece a guardare quali sono le icone della sinistra. Abbiamo il bronzo di Riace, che sappiamo che cosa fa, ne ha appena raccontato le gesta. Abbiamo Santa Rita da Napoli, che è la patrona dei TikToker, che vuole reintrodurre il reddito di cittadinanza. Poi abbiamo Ilaria di Ungheria, che propone a tutti quanti di entrare nelle case degli altri. Ne abbiamo una esagerazione di questi personaggi. Abbiamo la nipote del grande partigiano Bulov, l'hai appena elencata, la Boldrini, che ce l'ha a morte con le donne e propone naturalmente tutto ciò che non è femminile e tutto ciò che è gay. Quindi abbiamo una sinistra che si occupa ormai del particolare. Dimenticavo anche l'uomo con gli stivali, che ha appena perso con il suo partito islamico dalle parti di Monfalcone, che vorrebbe aiutare gli immigrati per fregarli meglio. Quindi abbiamo una sinistra che ormai si occupa dell'interesse particolare di pochi e se ne frega dell'interesse della collettività. Quindi vedete voi cosa scegliere, ragazzi, alle prossime elezioni. Ciao Sammy. Grazie caro, e con questa splendida fotografia, opinabile sicuramente, ma noi vi mettiamo le idee sul tavolo, poi fate girare il vostro cervello. Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, io ritorno alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.